1584 controlli, di cui 182 in tema di pesca, 366 di nautica di diporto, 286 di navigazione, 298 di ambiente, 210 di demanio. Sono alcuni dei dati emersi a conclusione dell'operazione Mare Sicuro 2015, che ha impegnato la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle dal 22 giugno al 13 settembre sul territorio costiero dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica, Eraclea, Ribera e Sciacca. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest'anno perché, come già l'anno scorso, abbiamo un deciso trend, una tendenza. Le persone che vanno per mare imparano, hanno voglia di seguire le regole, rispettano tutte le misure. Quest'anno abbiamo avuto il doppio dei controlli dell'anno scorso operati dalla Guardia Costiera e abbiamo diminuito un terzo le sanzioni amministrative elevate per illecito comportamento. Questo vuol dire una grande azione, un grande impegno e la prevenzione utilizzata per questa attività. Un'operazione mirata alla vigilanza delle attività diportistiche, balneari e turistiche per la prevenzione o repressione di comportamenti pericolosi. È importante innanzitutto informare le persone, molti non conoscono le ordinanze emanate dalla Guardia Costiera per tutelare la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale, la sicurezza, quindi prima cosa informare e noi abbiamo un sito internet dedicato apposta per questo. Poi facciamo conferenze nelle scuole, facciamo attività educative e divulgative nei porti turistici. Abbiamo anche quest'anno rilasciato un elevato numero di bollini blu, cioè i controlli preventivi alle unità da diporto, prima ancora di fare i controlli. Ecco, questo è servito. Novità di quest'anno, la presenza di un operatore della Croce Rossa Italiana a bordo nei giorni festivi. Quest'estate, nei giorni festivi e nelle domeniche, ha consentito di imbarcare o comunque di avere a disposizione, in caso di necessità, operatori sanitari della Croce Rossa Italiana specializzati soprattutto nei casi di pronto intervento. In merito ai migranti, la Capitaneria è stata meno impegnata in questo ultimo periodo estivo. Rispetto all'anno scorso ci sono stati meno arrivi di unità navali, militari, mercantili o della Guardia Costiera impegnate in questa attività, almeno qui su Porto Empedocle, ma è un dato tecnico sostanzialmente perché a Porto Empedocle arrivano ogni sera sbarchi di migranti trasferiti da Lampedusa col traghetto di linea. Quella è un'attività che vede coinvolto prevalentemente la prefettura e le forze di polizia. Noi invece siamo impegnati prioritariamente quando arrivano sbarchi con navi mercantili, con navi militari o della Guardia Costiera.